Ultime notizie per i tifosi del Napoli. Gianluca Di Marzio, esperto di Sky Sport, ha appena rivelato la prima mossa del club partenopeo nel mercato invernale. Prima di approfondire i dettagli di questa operazione, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessuna notizia e lasciate il vostro like per sostenere i contenuti. Seguiamo tutti i cambiamenti che promettono di rafforzare ancora di più la squadra di Antonio Conte. La prima operazione del Napoli in questa finestra di mercato non sarà un acquisto, ma una cessione strategica. Il club ha trovato un accordo di massima con il Venezia per il trasferimento di Alessio Zerbin, che verrà ceduto in prestito a patto che salvi la squadra dalla Serie A. Nonostante l'accordo, il giocatore sarà comunque a disposizione per la partita tra Napoli e Venezia prima di definire il suo passaggio al club arancione-verde. Alessio Zerbin, che ha giocato pochissimi minuti in questa stagione, ha collezionato solo 2 presenze in Coppa Italia e una in campionato. Nella scorsa stagione, però, si è messo in evidenza, soprattutto nella semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina, dove ha segnato 2 gol decisivi. Ora al Venezia, Zerbin avrà la possibilità di trovare più spazio e dimostrare tutto il suo potenziale. E voi, tifosi del Napoli, pensi che il prestito di Zerbin al Venezia sia una buona decisione per lo sviluppo del giocatore e per il futuro del club? Lascia la tua opinione nei commenti e resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul mercato del Napoli.